I diritti di cittadinanza sociale entrano a far parte delle piattaforme contrattuali dei sindacati anche nei comuni. Le amministrazioni, evidenziano, devono essere pronte all'apertura di vertenze in caso di mancata assistenza, rette degli asili e delle case di riposo inaccessibili, trasporti non idonei alla mobilità, cure non garantite. Per questo CGIL, CISL e UIL hanno organizzato assemblee pubbliche. Assemblee che sono conseguenti agli incontri che abbiamo con le amministrazioni comunali, incontri che definiamo di contrattazione sociale. Questa è un'attività che fa il sindacato dei pensionati, ma soprattutto le confederazioni, CGIL, CISL, UIL, perché questi sono aspetti molto importanti nella vita dei cittadini, perché le amministrazioni hanno in mano le leve per poter rendere più semplice la vita dei cittadini e anche meno costosa. I sindacati stanno lavorando per avere accesso alle 44 amministrazioni. Venezia, ad esempio, non ha mai ricevuto e trattato con le parti sociali. Adesso il sindaco di Venezia non ci ha ancora convocato e noi chiediamo, l'abbiamo mandato a tutti i comuni, quindi anche al sindaco di Venezia, perché saremmo curiosi, insomma, di confrontarci anche con il sindaco di Venezia per il peso e anche l'orientamento che può avere nell'intera provincia. Dobbiamo riuscire a intervenire sui bilanci di questi comuni, cercando di spostare delle risorse e impiegarle in maniera per noi più adeguata per i bisogni di queste persone, che sono le persone più delicate, le meno fortunate, le meno abbienti, le meno, per cui quelli che hanno più bisogno. Vorremmo anche parlare con le amministrazioni per capire e per suggerire qualcosa che possa riuscire a muovere il lavoro in quei comuni. Perché tutti parlano di lavoro, ma poi resta solamente una parola e non si passa ai fatti concreti. A livello della politica nessuno fa una programmazione da oggi in avanti, quando la popolazione anziana sarà certamente in aumento in maniera esponenziale.